Ciao, benvenuti al sesto episodio di questa partita con Venezia a Europa Universalis 4. Lo scorso episodio abbiamo sconfitto i portoghesi per assicurarci la via verso le nuove terre scoperte al di là dell'oceano, che non si capisce ancora bene se siano le Indie o altre regioni. E e anche verso l'Africa. E ci siamo però imbattuti in alcune rivolte, quindi adesso stavamo cercando di rimanere in pace, appunto per il tempo necessario a integrare nuovi territori e a sconfiggere questi rivoltosi che intendono, ad esempio, i più problematici sono i greci, che sono stati già sconfitti, però occupano ancora due città. E quindi vorrebbero, cos'è che farebbero loro se non... Penso che... No, non si capisce. Comunque, probabilmente cederebbero le province a qualcun altro, cosa che non ci risulta gradita. Allora, quindi lasciamo... No, che cavoli sto facendo? Vabbè. Mandiamo un po' di persone ad assediare Verona. Il grosso dell'esercito a Treviso. Monastero, ottimo. Avrei voluto farlo, ma non l'avevamo già, no? Evidentemente. Dovrei anche creare un claim sulla Macedonia. Però devo starmene un po' tranquillo finché non ho un esercito in grado di opporsi ai nostri nemici. Aspettiamo un mesetto. Nonostante i rinforzi che devo dare all'esercito, siamo comunque un bilancio positivo, perché abbiamo un esercito proprio piccolo. Poi c'è questa rivolta che però mi sa che potrò solo placare accettando le loro domande. Ma finalmente possiamo. No, non possiamo ancora. Sono. Intanto Milano ha dichiarato guerra a Genova. E che è alleata alla Svizzera, quindi Milano, addio, ciao, non ci vedremo mai più. L'Austria invece sembra proprio intenzionata ad attaccare. Cosa ve ne pare? Cosa ne pensano i nostri alleati? Meglio migliorare le relazioni con loro. Ho un po' paura dell'Austria. Siamo davvero messi male. Il nostro esercito... Allora, io direi che in questo... Cosa facciamo in questo momento? Allora, lasciamo qui i reggimenti poco numerosi e mandiamo avanti gli altri. La prossima missione pensavo potesse essere quella di salvare i Lombardi di Ferrara dal potere... Wow. E dal potere del pontefice. Lo teniamo ancora? Militare, speravo amministrativo. Per integrare il prima possibile. No. Allora.
Oh, giusto. Mandiamo almeno una nave. Ce n'è una danneggiata. Volevo staccare invece sempre la stessa. Allora, una nave per aiutarci nell'assedio. Ecco, adesso non possono proprio fare niente, ribelli greci. Ah, l'Austria è intervenuta a fianco di Milano. La cosa si fa sempre più interessante. Ah, comunque sono molto sollevato. Rivolta da Chea. Io direi che un po' di tasse in meno non ci saranno così di impedimento. Vabbè, meno 10%. Per quanto tempo? 2 anni. Sì, sì, molto meglio così. Ti prego, arriva in tempo, bravo. Io direi di ridurre anche il mantenimento dell'esercito. Bene, forse non è esattamente la via migliore che mi sia mai venuta, però. Che rischio di rivolta pazzesco. Come andiamo a rischi di rivolta? Perché la Grecia ha proprio questa voglia di ribellarsi? Adesso mando magari a migliorare le relazioni con la Tunisia, questo qui. Non abbiamo buone relazioni con la Tunisia, in effetti tra poco peggioreranno ancora. Non vorrei che magari si rivoltassero, tra l'altro ben presto vorrei annetterli. Perché ci devono capitare questi eventi? Ci sono peggioramenti alla tradizione navale. Ultimamente il nostro fuoco è stato principalmente orientato all'esercito. Che bell'esercito. Vabbè, forse, forse noi non dovremmo sopravvalutare la possibilità di avere una forte flotta e investire di più nella ricerca navale. E non dovremmo quindi preoccuparci più della flotta. Quindi, questo è giusto. La Terra e dove siamo? Dove si è? Penso. No. Where it is at. Cioè, dobbiamo concentrarci sul terrestre. E invece questo dobbiamo fermare questa deteriorazione, questo deterioramento. Eh, non è facile. È un evento negativo perché mi sa che mi toccherà fare questo. Perdiamo un po'. Non posso perdere tutta la tradizione navale in modo stupido. Boh. Infatti. Vabbè, cerchiamo di fermare il deterioramento. E se io dichiarassi chi è? Ah, Ungheria e Savoia. La Serbia. Allora, più che altro mi scade questo. Però ancora tra tanto. Quindi posso attaccarli? Ma che bella notizia. Allora, appena ci riprendiamo dalle rivolte, attacchiamo la Serbia. Preferirei avere un obiettivo un po' più coerente con ciò che voglio fare.
Mio Dio, che miseria di manodopera che abbiamo. Misericordia. Ci ho pensato ora che era meglio avere una nave. No, non ci credo. Ah no, ok. Purtroppo, tra l'altro, il nostro leader non ha capacità di assedio, quindi... Allora, vediamo se possiamo... No, non possiamo... Alla Francia, maledetta. Ha troppa voglia di... Lo Stato e la Chiesa ha dichiarato guerra alla Serbia. No, Aspetta però. Scegliamo questa missione, quasi quasi. Allora, che flotta ha? Vediamo se vincerà o perderà. Dipende più che altro dalla flotta. Stato della Chiesa. Perché sei sempre così in rompipanne? Ha 5 trasporti. La Serbia ha un esercito di 11.000 uomini. La tecnologia è migliore quella dello Stato della Chiesa, che è uguale alla nostra. Quant'è che ci manca? 2 livelli per avere la prossima idea. E lo Stato della Chiesa inoltre... Ma siete proprio malefici, eh? Sto Stato della Chiesa non mi piace per niente. Beh, comunque dovrebbe vincere la Serbia. Tra l'altro lo Stato della Chiesa pare che ora non abbia alleati. La Serbia è stupida a mandare fuori la flotta. Vabbè, meglio. Meglio stupidi. Poi si faranno un po' male tra loro. Questi però stanno vincendo l'assedio davvero. I miei sono... Ah, bene. Non guerreggiate troppo tra voi. L'Inghilterra si sta riprendendo già fin troppo velocemente. Qui vediamo. Nonostante tutto perdiamo manodopera. Incredibile. Il riformatore è morto. Insomma, sempre siamo presi da queste buone notizie. Io direi puntare su questo per ridurre i costi. Anche se la disciplina anche per le guerre future. Ma meglio la disciplina così ci muore meno gente magari. La Polonia, nostra alleata, ha annesso l'ordine teutonico. Vediamo cosa combina intanto lo Stato della Chiesa. Secondo me non combinerà proprio niente. Vabbè. Quindi Milano se l'ha cavata bene. Ho capito adesso perché ha dichiarato guerra, perché sapeva che l'Austria sarebbe accorsa in suo aiuto. Rio de Oro. Perderò 10 di prestigio e tutte le altre cose che non erano già a zero, quindi no. Per 20 anni.
Però soprattutto avrò per 20 anni meno 10% i rischi rivolta. Questo mi piace molto. Quindi tutto sommato va tutto bene. Ecco, possiamo anche... non me ne ero accorto. Ok. L'eresia è finita a Verona? Bene. Oh mio Dio! Non esiste più Novgorod. Quanto? Ma... no. Volevo vedere quanto... cioè, espandendosi così, io spero che abbia questo una ripercussione sui vicini, che si arrabbino davvero. Vediamo chi li odia. Novgorod, la Lituania, solo loro due. Nel frattempo... oh, l'assedio di Corfù è finito. Vabbè, aspettiamo la fine anche dell'altro. E in quest'anno dovremmo annettere Nasso, finalmente. Colonial Expansion, questo sarebbe buono. Colonial... no, questo no. Questo sarebbe ottimo. Missionary Strength. Beh, però ci vuole un po' di tecnologia in più. Già. Sì, ma la guerra questi qui la stanno facendo per finta. Quale sarà l'obiettivo? Ma aumentiamo un po' la velocità, tanto qui non succede un bel niente. Oh, l'Epiro. No. E anche Verona. Siamo salvi. Come va? Non è cambiata. 33 invece è aumentata. Chissà. È aumentata perché? Per i porti. Quando capirò il meccanismo, magari. Rio de Oro, è giusto. Adesso Rio de Oro. Perché 18? E non 1? Ah, 1,8, ok. E poi chi vuole rivoltarsi? Ancora Corfù. Perché i greci mi odiano? Allora, devo capire quant'è che impiegherebbero? Infinito. Però se... mi serve un inquisitore per sistemare sti qua. Però non basta. Devo anche avere le idee giuste. Mio Dio. Rivolte sono impensabili.
Non si fa tempo a riprendersi 2 rivolte, che ce n'è un'altra. Ma tra l'altro non ho neanche... Non c'è niente che... Ci sono rivolte causate solamente da... Stabilità negativa, intolleranza soprattutto. In effetti la stabilità è un po' importante. Però non posso spendere così tanto. Dai, forza. Ucci, ucci, ucci. Mi ero dimenticato. Un po' tardi. Adesso. Allora, facciamo così. Non voglio perdere altra mano dopo. No, ho fatto una cavolata, eh. Ecco. Vabbè. Però facendo ste cose perdiamo continuamente. Ah, bene. Un po' di... Quanto sono contento di avere finalmente un altro po' di soldati. Adesso c'è una rivolta magari. Oh, bene. Si riprendono Parma sti qua. È già bello se non si prendono anche Genova. No, allora. Miglioriamo un po' le relazioni. Non con la Serbia. Vabbè. A breve direi che possiamo attaccare la Serbia. Perché costate così? Base value più 50%. Cavolo vuol dire? Ah sì, vabbè, è normale che costino più degli altri. Overestensione. Come vale l'overestensione? Ci vorrà un po'. Non c'è niente a fare. Dovremmo anche ripagare i debiti. Cerchiamo di far capire all'Ungheria che non siamo così malvagi come pensano. Perché voi siete più rivoltosi degli altri? Nazionalismo. Ma sì, dai. Cosa ci tocca spendere? In effetti, iniziamo a fabbricare pretese su Atene. Ecco, Parma di nuovo
di Milano. Noi abbiamo 14.000 uomini, quanti ne ha la Serbia adesso? Serbia. Non è stata tranquilla. Quindi aspetto di avere la tecnologia per quindi poco. Quanto che ci manca? Un mese, 2. Allora facciamo così. Aspettiamo appunto un mese. Sti odiosi. E gli spagnoli hanno già le loro... No, loro aspettano a prendere idee molto bene. Ci danno un vantaggio. Ah, Genova, ma sì, accettiamo l'alleanza. La nostra terza alleanza. Vai, guerre inutili. Polonia. È giusto. Dovevo dichiarare guerra, però prima dovrò chiamare un diplomatico. Ok. Abbiamo 2 livelli in più della Serbia, un esercito più numeroso e ci apprestiamo a dichiarare loro guerra con l'obiettivo di prendere tutta la regione a noi confinante, in particolare Ragusa, direi. Nessuno ci aiuterà tranne il nostro vassallo alla flotta. Miglioriamo anche la flotta. Prima sgominiamo subito il loro esercito. Un leader non fa male. Fate un po' di saccheggi. Allora, com'è la morfologia? No, da nessuna parte molto pericolosa. Però meglio attaccare il prima possibile il loro esercito. Allora, qui come va? Miglioriamo le relazioni con questi qua, dai. I soliti. Vediamo se sono cambiati gli obiettivi. Conquista la Lombardia. L'Austria è un po' problematica. Non era meglio. Com'è il loro leader? Fa più schifo del mio. Però stanno vincendo. Dai, non voglio troppi morti, ragazzi. Loro stanno a guardare la loro stessa sconfitta. Sono proprio dei geni. Io staccherei un po' di unità. Dove vai, Rasca? Penso tu vada in Serbia. E devo perdere stabilità. La Repubblica è sacra, non altro che desiderare urre. No, no, no. Vabbè. Però questo non ci aiuterà molto. Aie però.
No, no, no. Allora. Mi sono dimenticato che ci sono dei ponti... dei maledetti. Ah. No, se si prende allora Ragusa. Ma non si può. Facciamo così. Facciamo in modo che vengano un po' distrutti sti ponti. Ma non... Me ne ero dimenticato. Ma si può. Io dico che non è proprio possibile. Speriamo ce la facciano. Se no gli dichiaro guerra io sti qua. Ma sì, dai. No, non posso perché sono alleati alla Castiglia, però inizio a fabbricare pretese su Ferrara. E però... Perché attaccano questi idioti? Il nostro agente è stato scoperto, cioè una cosa che vada bene, no. Non posso integrarli, no? Sono fuori range. Questi vanno in Albania, non si sa perché. Vabbè. Ecco, bravi. Quelli lì si dividono, magari riuscite a batterli. Come sta andando la cosa? Allora adesso sta vincendo la Serbia. Pareva che a Nasso non scoppiasse una rivolta. La scuola fiorentina. Ma il prestigio di verità non ci serve. Abbiamo già abbastanza problemi. Ecco. Allora, io direi sti greci meritano un trattamento un po' più duro. Perché non è possibile che ci siano rivolte ogni giorno. Chi vince qua, ti prego? Ah, bravi, li stanno distruggendo. Sono davvero contento. No, non ho visto bene. Chi sta perdendo adesso? No, sono fatti battere. Dai, in casa, ragazzi. Siete in casa. Come fate a farvi battere? Non in casa. Allora, la confusione è massima. Io direi... Cosa faccio io? Non so bene cosa fare in questo. Tessaglia, mio Dio, no, non posso pagare. Però Creta, costosa anche Creta.
Oh, bene. Quasi quasi a te me la prenderei subito. Beh, però per 10 è meglio spendere 10. Qui ora come sta andando? Ok. Vabbè che qui tra quanto? Proprio perché finisce tra poco, meglio assicurarci che non ci siano rivolte. Allora, e qui spendiamo 30. Troppi rivoltosi. Ci saranno ancora... Quello che mi chiedo è... Beh, l'importante è che Ragusa sia assediata da noi, almeno. Vediamo come sono eserciti. Stato 10.000 uomini allo Stato della Chiesa, il che già non è molto bello. E invece la Serbia, no, è il contrario l'ordine, ne ha 9.000. Insomma, non si sono ancora stabilite definitivamente le sorti dello scontro, ma sembra che lo Stato della Chiesa stia vincendo. Quindi meglio assediare tutto l'assediabile a sto. Ma... ah, ok, calma, calma. Allora, io vado a Ragusa, avete capito? Che guerra complicata, speravo in una guerra molto più semplice. Comunque mi assicuri di rimanere a Ragusa. Allora, costruisco qualche edificio base. Ad esempio questo. E perché questi mi vanno in Dalmazia? Ma quanto li odio. Ma preoccupatevi dello Stato della Chiesa, non di me, no? Come va? Vabbè, accettabile. Va accettabile.
Io me ne rimango qua perché... Perché si sono alleati con la Castiglia? Bene, la Bavaria non è più mio nemico. Giurato. Quella però. Cerchiamo di togliere questo alla Francia. Si prenderanno Z secondo voi? Che cavolo gliene importa di Z, voglio dire? Come si chiama la loro guerra inutile? Conquista di Ragusa. Questa me la prendo io, Ragusa. Mio Dio. Penso che tutto sommato la flotta nemica non sia degna della nostra paura. Una cosa però, questo poteva essere utile farlo già da prima. Avere un leader dà più potere di commercio. Vabbè, aumentiamo un po' la velocità a sto punto. Ok. Abbiamo reclamato Ferrara. E io quasi quasi fare lo ma facciamo prima questo. Però ci scoprono quelli lì. Con niente ci scoprono, sì. Io direi togliamo il Portogallo che tanto adesso non è più una minaccia. Mettiamo Mantova. Vediamo se cambia qualcosa come obiettivi. No. Oh, ottimo. Ok. E stiamo integrando tutto l'integrabile. E il rischio di rivolta è basso. Abbastanza basso, insomma. E forse ci conviene invece distruggerli e fregarcene Z. Forse sì. Tra l'altro non hanno il blocco navale, ma vincono l'assedio prima di noi. Hanno un leader migliore in questo senso, forse. Vabbè. Serbia. Dov'è la Serbia? No. Aachen, cosa succede qua? Sto stato alla chiesa. Beh, se ci dichiara guerra, subirà le conseguenze. Opportuno.
Beh, speriamo che dopo l'assedio della Dalmazia vada ad attaccare questi di Z. Ramazan. Vabbè, finché attaccate gli stati inutili non, non sono troppo preoccupato. Questo non succedere di niente. Oh, bravi. Dai, attaccate, vi prego, attaccate Z. Invece adesso attaccano questi qua. Bravi, Z, 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 Z. Poi perdono. Perché non mandano tutto l'esercito? Questo rimarrà a lungo un mistero. Allora, dato che hanno già perso, meglio lasciare solo un po' di gente qui. Non credo che assediando solo Z lo Stato Pontificio possa fare chissà che, però. Potrei anche sbagliarmi. Ora uso. Ok. Giusto, sarebbe anche il caso. Non ho più un soldato in tutto il mio impero, no? Non un solo soldato. Certo che lo tengo. Sta governando proprio bene. Diplomatica, ottimo. Ecco, ti pareva. No. Qui non c'è stata riunione, non si è capito cosa è successo. Però a Creta invece sì. Sti ortodossi, ma... Che cavoli. Ci manca un'armata per fare... Ah no, ce l'abbiamo qua.
Ce la dobbiamo fare. Mio Dio. A ripagare sto debito ce la faremo. Allora. Londenburgo è stato annesso da Brunswick. Invece, vabbè, guadagniamo un esploratore e una caracca, vabbè. È una buona cosa. L'avevamo già l'esploratore, questo però è migliore. Tant'è vero che non è una cattiva idea prendere una galea e con essa continuare le nostre esplorazioni geografiche. Mio Dio, cosa è successo? Vabbè, soliti idioti. Ah, perché si sono presi Z. Ah, guarda, qui ne abbiamo uno in più. Fortuna. E la galea dove è finita? Ah, non si è proprio danneggiata. Eccellente. No, non si è riusciti a ripagare il debito. Vabbè. Oh, grazie Marocco. Riuscirà ad... Com'è che va qui? 11%. Non è proprio... il massimo. Comunque qui direi che pian pianino la situazione migliora. Ah, giusto, qui Creta. Sti cretesi. Se vincessero, cosa succede? Qualcosa di grave. Kosovo, bravo. Ah, sei già arrivato qui, ma sei un missile. Giovanni Moro. Però questo ci fa perdere. Vabbè. Non è così importante. Costa d'Avorio. Diplomatico è tornato. Mi ha migliorato le relazioni al massimo. Ottimo.
successo? Allora, oltre alla rivolta c'è stato un altro evento importante? No, non credo. Vabbè. Ok. Invece volevo anche vedere ste rivolte che... No, 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 questa non è buona. Convertire... Ci potrebbero convertire sti qua. Che buono. Costa d'avorio. Ok. Andiamo avanti. Allora, qui dobbiamo migliorare il mantenimento. Ah, non sono più soggetti. Si sentono minacciati, bla bla bla, solite cose. Questi hanno alleanze potenti. Bah. Vediamo di farci amare ancora di più dalla Francia. Wow. Prosegui la navigazione. Bravo, anche tu. Se anche tu te la cavi andiamo a Ragusa. No. Ultima, dai. Ok. Ora tornami indietro perché siamo andati un po' troppo in là, forse. Ok. Sono sempre sfortunato io. Appunto. Come si voleva dire. Allora. Facciamo allora così. Scherzavo, voi andate qua.
Ah, l'ha liberata. E ve lo conquistiamo subito il Montenegro. Ok, adesso stiamo vincendo al 99%. Ok, al 100%. Chi è più lontano? Secondo me la Francia. Vi posso... no. Beh, però queste me le prendo. Alla fine che pace ha fatto? Non ho capito io, con il... Cioè ha liberato quella provincia e poi? Ecco. 15 ducati. Vabbè. Io direi che senz'altro li attacchiamo. Perché no? No, vabbè, non c'è fretta, dai. C'è una guerra per volta. E sì, in effetti mi sono spinto proprio al limite, eh. Un po' rischiato. Allora, Travunia non è, però. Vabbè, chissà anche se la prendo. Quant'elle? No, beh, Travunia non la prendiamo. Non ci sta, eh. Com'è ora l'overextension, appunto? Sì, direi che così è perfetto. Al massimo si potrebbero vassalizzare in futuro, oppure annettere. Ok, tutti i trattati sono stati. Anche convertirli non era male. Però se voglio convertirli devo rinunciare a un bel po' di roba. Un po' troppa roba. Tutto, dov'è? Se li converto? Ah, non posso convertirli. Vabbè, abbiamo capito, insomma, questi qua vanno benissimo. Con i 2 trattati. E Ragusa è nostra. E questi dove vanno? Serbian? Ah, se ne ben andate via? Mi fa molto piacere. Ripaghiamo sto debito. Allora, facciamo di queste province nazionali.
Vabbè, aspettiamo la fine al mese, dai. Costa tutto di più con con gli esaurimenti di guerra. Rimandiamo qua i tizi. ...31 anziché 30. Vabbè, qui 4 in più, speravo un po' di meno, vabbè. Aspettiamo che vabbè, chiudiamo qui l'episodio. Nel prossimo aspetterò un annetto che scenda all'esaurimento di guerra. Ah, no, prima di chiudere l'episodio mi stavo già dimenticando che abbiamo un piccolo problema cretese. Però adesso, scusa, possiamo... Ragazzo, mi stavo dimenticando. Allora, possiamo anche mandare la prima colonia. Dovremmo mandare anche degli uomini per proteggerla. Sono un po' tanti, 5.000. Ah bene, la Polonia adesso confina contro i nostri nemici. Con i nostri. Dai, forza, batteteli. Se li battete, però se moriste un po' meno numerosi, dai, forza. Ok. Non tutti però, che cavoli sto facendo? Allora, si può dividere? No. Stupidaggine assoluta, questa non ho mai capito perché non posso dividere la flotta, però posso staccare una... posso usare metodi obliqui per farlo. Allora, tic tic tic. Ma questi rimangono tutti sulla stessa, insomma. Facciamo prima ricaricarli. In effetti. Bravi. Io direi dobbiamo mandare almeno 4 reggimenti. A sorvegliare le colonie. 12, mio Dio. Perché qui 12? Cioè, cosa rende questo? Beh, la nostra stabilità però è uguale alla stabilità. Ah, non c'è local autonomy. Quindi dobbiamo spendere
come al solito. Allora, questo dove lo mandiamo di diplomatico? Quasi quasi questa Madeira. No, però costa troppo. Speravo che essendo lontano... Vabbè. Lontano costasse di meno cambiare cultura. Mi pareva ci fosse un bonus per le province d'oltremare, però. Forse solo per quelle americane. Come va con lo zucchero? Beh, ce la chiamiamo bene. Però ce ne servono sicuramente altre province produttrici di zucchero. Ecco, costruiamo questo a Treviso. Oh, questa è a posto. È una COG? Adesso ci vogliono bene gli aragonesi. Boh. Tutti alleati con sta Castiglia. Perché la Castiglia ha 20.000 alleati? Non ho capito io. In Italia per di più. Si è alleata con tutta l'Italia. Tra poco arriva. Qui? Ecco. Allora iniziamo. Giovanni Moro continuerà l'opera del suo predecessore, che ora si trova nel Mediterraneo. Allora, com'è che sono le rotte commerciali? Trade Wind. Vabbè. Possiamo anche andare di là. Però ormai siamo passati qua. Ok. Abbiamo avuto successo nell'Anguin. Forse conveniva... Un altro colono, ottimo. E un altro diplomatico pure. Eccellente. No, ho cambiato idea. Non si può cambiare idea? Aie. Volevo colonizzare queste. E questi sono già nella nostra sfera? No. Solo questo nella nostra sfera. Vabbè, sarà la prossima. Però ho paura che li colonizzi qualcun altro, tipo la Castiglia. Com'è? Infatti è già la prima. No, 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 no. Travel time. E davvero non lo posso richiamare? Allora, facciamo una cosa.
mandiamoli qua. Una rivolta in Kosovo. Questi problemi, va. Il commercio come va? Non siamo così efficaci come vorrei. Dovremmo avere altre navi. Qual è il limite adesso? Rimane bassissimo, io non so che dire. Voi non accettereste mai? Ah certo, non siamo una repubblica, non possiamo farlo. E Boemia, Massimiliano, un po', anzi, dato che una guerra con l'Austria non è improbabile, fabbrichiamo delle pretese su Gorz e Trento. Sti annessori di provincia a tradimento. Amo. Una nuova moneta. Nei tempi passati il doge era solito essere sulla parte opposta delle monete, sul retro delle monete. Ora la Repubblica rifiuta certi culti personali. Se noi stabiliremo una nuova moneta dall'alta purezza, potremmo migliorare la fede del popolo nel coniaggio, come si dice? Nella produzione di monete, insomma. Nel conio delle monete. E sicuramente tutti si ricorderanno chi l'ha fatto. Rigetta la riforma, è quello che dobbiamo fare. Accidenti. Però questo ci fa avere inflazione, quindi spendere 75, vabbè, di potere amministrativo. Credo sia un evento dovuto alla bassa Republican Tradition. Oh, bravi. Adesso sapete cosa sto facendo in questo momento? Sto facendo morire... Ah no. Scherzavo, non è ancora morto. Io ho gli incubi perché ogni tanto mi capita di... di dimenticare qualche esploratore in mare aperto. Lui naturalmente, essendo uno stupido, rimane in mare aperto senza far niente. E quindi lo perdo. Io direi... Chi è qui? Sei in guerra? Francoforte Palatinato 3. Potrebbe essere un'occasione per attaccare qualcuno? C'è qualcuno di un po' indifeso, ragazzi? Provenza? Però non voglio rovinare la Provenza. Vabbè. Comunque, Milano non è molto ben difeso. Modena. Ma cosa mi interessa Modena? Però ci vuole bene. Guadagnerei potere. Ma sì, ho tanti diplomatici.
The enemy of the enemy, dai. E come... Perché non c'è mai un evento positivo che mi faccia avere una migliore stabilità? -2. Ok che ho fatto una guerra all'inizio che me ne ha fatta perdere, però spero di non dover continuare all'infinito con -2 di stabilità. Revolt Risk. Adesso è il Revolt Risk. Overextension. Interessante. L'unica cosa che ho capito per certo è che non avremo proprio pace. E dovremo spendere un sacco di soldi per avere i mercenari. È finito in Albania, meglio rimetterlo. La Serbia è messa proprio male. Qui non ci sono nativi, quindi siamo al sicuro. Qui dovremo invece farci strada tra i nativi. Però è una bella seccatura la situazione. Proviamo, anzi reclutiamo ancora un mercenario. Situazione davvero assurda. Davvero assurda. Oh, bene, Capoverde. E anche loro. Ti pareva che sti inglesi non volessero prendersela proprio tutta? L'Irlanda. Come va, ragazzi? E questa doppia rivolta. Per fortuna mi sono preparato abbastanza bene. Però mi sa che per... Boh, chi vince qua? Dai, 9, bravo. E dai, ce la siamo... Tutto sommato ce la siamo cavati bene. Siamo in perdita. Ecco, adesso me li sono dimenticati davvero, però. Però si salvano, dai. Vero che si salvano. Non riesco a capire... Ah sì, perché ho per fortuna. Per fortuna abbiamo ancora un uomo di sta... Però ci serve adesso. Forse è meglio avere questo. No. Ci salviamo per un giorno. Ah, Giovanni Moro, te la sei cavata per un pelo. Secondo quello che io credo. Ok, te la sei cavata, sì. Mio Dio. Ecco, colonia danneggiata.
Solita storia. Ok. Andiamocene qui. Mi sa che conviene trattarli un po' male sti qua. Hanno troppa voglia di comportarsi male. Vediamo come si comportano in battaglia contro gli indigeni e poi salutiamo tutti. Dovremmo stravincere, credo. Ma questo è quello che non capisco, perché adesso... Cioè... Sono diventati molto più forti gli indigeni. Oh, mio Dio, che perdite. Conviene proprio distruggerli a sto punto. Prima dell'espansione non conveniva per nulla, ma adesso... Allora... È incredibile, non riusciamo a mantenere un esercito decente. Va bene, dai. Concludiamo così l'episodio. In questo episodio abbiamo conquistato Ragusa e altre province dei Balcani dalla Serbia. Abbiamo anche avuto le nostre prime colonie che non hanno avuto chissà quale gran successo, però perlomeno ci sono state. Abbiamo salvato la vita a questo esploratore un po' spericolato e dai, siamo soddisfatti anche di questo episodio. E nel prossimo cosa potremmo prefiggerci? Di aumentare la disgregazione religiosa della nostra nazione conquistando anche Zeta e Atene, magari, no? Potrebbe essere. Oppure potremmo invece fare cose più intelligenti. Tipo era ad attaccare lo Stato e la Chiesa quando non aveva alleati. Oppure qualche stato dell'impero mentre l'Austria è in guerra. Mio Dio, l'Austria è potentissima. Sti austriaci maledetti. Una bella guerra. Questa qui le sta stravincendo. Chi è che attacca lei? Ma... No, è Mainz che attacca. E l'Austria sta con gli attaccanti. Insomma, gente poco rispettabile, sti austriaci. Fa parte ancora dell'impero? Sì. Mi piacerebbe sconfiggere appunto lo Stato e la Chiesa. Questi? Avignonese Nationalists. Proverò ad attaccare lo Stato. Ah, ma anche con l'Austria si sono alleati. Vabbè. Non ci danno proprio speranza. Forse Napoli. Hanno tutti alleanze troppo buone. L'Ungheria.
Ne ha troppi. Però Mantova era alleata con l'Ungheria. E la Savoia con chi è alleata a sua volta? Hanno insomma dei circoli di alleanze un po' folli. Quindi ci stanno un po' precludendo qualsiasi via di Genova. Si fida tanto di noi e non ha buoni alleati. Interessante. Cosa ne pensate di Genova? Chiudiamo l'alleanza, li attacchiamo, ciao ciao, li conquistiamo. Potremmo anche aprire una via di espansione nel mar. Nel mar Nero. E c'è l'estuario al Don, un importante centro di commercio. Sono però islamici sti qua. No. Ok, ho già cambiato idea. E poi come non ho nessun casus belli, giusto? O ce l'ho il casus belli? Forse le repubbliche marinare hanno sempre casus belli contro le altre repubbliche marinare. Forse però questa regola non esiste più, quindi. Più che altro dovrò concentrarmi sulla conversione di certa gente poco affidabile. Il bello è che non posso nemmeno diminuire troppo il mantenimento dell'esercito, perché sennò sono attaccato da gente pericolosa. Qui, intendo dire qui. Però un pochino la riduciamo. Va bene, dai, fine del 6º episodio. E alla prossima.